È arrivata come ogni mattina al lavoro, una giornata come tante, ma che in un attimo si è trasformata in un incubo. La vittima è una barista. Sono le 7 del mattino quando la dipendente di una pizzeria bar di Fonte arriva nel locale. Deve aprire l'attività. All'improvviso viene aggredita da un uomo che si trova alle sue spalle. Non lo conosce. Sono attimi di panico per la donna che però non cede e reagisce. Lotta con tutte le sue forze. L'uomo sembra abbia tentato un approccio sessuale. La vittima si è difesa. L'aggressore l'ha malmenata e minacciata con un oggetto contundente. Ha stretto le mani sul collo della vittima, tanto che ha riportato delle lesioni sul collo e sul fianco. A salvare la donna all'arrivo in quel momento di un fornitore del bar che costringeva alla fuga l'aggressore. L'uomo si è allontanato velocemente a piedi nelle vie circostanti facendo perdere le tracce. Sotto shock la barista ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco. La barista è stata soccorsa dagli uomini del SUEM 118. Le lesioni sono lievi ma la paura è stata tanta. Ora sono scattate le indagini, verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto ed un nome all'aggressore e caccia all'uomo.